Sono saliti a 38 i casi di persone positive al coronavirus in Veneto, lo riferisce il nuovo report della regione. 6 i contagiati in più rispetto a ieri. Nel cluster di Voi Euganeo si contano ormai 29 casi di Covid-19, tra cui una vittima, 4 in quello di Mira Riviera del Brenta, 5 in quello di Venezia. In totale 5 pazienti si trovano in terapia intensiva, mentre sono 18 le persone positive in isolamento domiciliare. Il presidente della giunta regionale Luca Zaia ha convocato per stamane alle 12:30 nella sede della Protezione Civile una riunione straordinaria della giunta per decidere nuovi ed eventuali provvedimenti. Prima della seduta Zaia ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali e delle categorie economiche. Le disdette delle prenotazioni alberghiere relative al centro storico di Venezia hanno superato il 40%. Il quarto episodio di coronavirus riscontrato a Venezia riguarda un altro anziano ricoverato all'ospedale civile, nonostante dapprima non presentasse i sintomi del contagio, pur essendone positivo, e si trovasse inizialmente in osservazione nella propria casa. Nella serata di ieri è arrivata la notizia del primo caso a Mestre, un ottantenne della Gazza era ricoverato all'ospedale dell'Angelo. Intanto la Regione Veneto ha comunicato un aggiornamento rispetto alle ordinanze emanate domenica per specificarne alcuni aspetti. Confermate la sospensione di fiere, sagre, Luna Park, concerti, eventi sportivi alla presenza di pubblico, spettacoli teatrali, cinematografici e danzanti. Secondo il nuovo dettato sono esentate dalla sospensione le attività degli allenamenti sportivi, dei corsi di formazione linguistica e musicale, post scolastici e di scuola guida, le palestre e le piscine. Anche le attività economiche, agricole, di produzione e servizio, oltre ai mercati settimanali. Circostanza quest'ultima che aveva insorto dubbi interpretativi tra i sindaci e le prese con le decisioni delle ultime ore e che si risolve consentendo la celebrazione dei mercati stessi. Non saranno sospese nemmeno le attività di sostegno alle persone anziane con disabilità nei servizi residenziali e nei centri diurni. Un altro chiarimento importante riguarda le celebrazioni di matrimoni e funerali che non vengono sospese anche se limitate ai soli congiunti più stretti. L'ULSS Serenissima ha dato anche nuove disposizioni agli ospedali in cui sono transitati i pazienti contagiati. Ad Olo, così come a Milano, vengono allestite alcune tende all'esterno dei nosocomi allo scopo di raccogliere i test e smistare gli utenti che avvertissero alcuni dei sintomi della malattia. All'ospedale civile di Venezia, oltre che nei 2 presidi suddetti, sono stati sospesi gli interventi chirurgici programmati con ricovero annesso. Il virus ferma anche le riprese di Mission Impossible programmate a Venezia con l'attore Tom Cruise. Il mercato settimanale del giovedì in Corso del Popolo a Chioggia è salvo anche in tempo di emergenza da coronavirus. Lo ha confermato questa mattina il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro, dopo aver ricevuto ieri l'interpretazione autentica dell'ordinanza regionale, che libera dagli impedimenti l'effettuazione dei mercati settimanali all'aperto nelle città venete, oltre che gli allenamenti sportivi, i corsi di formazione, le palestre e le piscine. Sollievo quindi per le tante affezionate che ogni giovedì mattina da Chioggia, da Pellestrina e dagli altri luoghi limitrofi gremiscono gli oltre 200 banchi lungo la piazza in una sorta di rito irrinunciabile. Quello che ognuno di noi è chiamato a fare, continua il primo cittadino, è di attenersi alle indicazioni fornite e alle informazioni diffuse esclusivamente dalle autorità sanitarie competenti, evitando individualismi, diffusione di allarmi ingiustificati ed informazioni infondate, non provenienti da fonti ufficiali. Ferro e l'assessore alle politiche sociali Luciano Friziero saranno presenti oggi dalle ore 18 alla conferenza dei sindaci convocata dall'ULSS Serenissima. Anche ieri, durante la seduta del Consiglio Comunale, il sindaco ha confermato che Chioggia non è coinvolta da alcun caso di coronavirus, dando testimonianza di 2 episodi del tutto negativi accaduti lo scorso sabato. Nel primo caso, una famiglia lagunare a seguito di incidente stradale è ricorsa alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia nella Bassa Padovana, poi chiuso in seguito all'emergenza. Nei confronti dei genitori dei 2 figli i medici non hanno ritenuto di dover praticare il test, dal momento che hanno fruito di servizi lontani da quelli cui è ricorso il paziente di Voi Euganeo risultato contagiato. Sempre sabato, una persona proveniente dall'ospedale di Dolo è stata ricoverata a Chioggia per infezione polmonare, ma è risultata appunto negativa ai test specifici per il virus. Entrambe le situazioni erano note alla comunità medica e agli operatori, oltre che a Chioggia Azzurra, ma non erano state diffuse in precedenza per non generare ulteriore e ingiustificato allarme. L'amministrazione comunale, conclude il sindaco Ferro, sta seguendo con la più ampia attenzione il fenomeno ed è in costante contatto con le autorità sanitarie locali.
Allora, stanno facendo un magnifico lavoro qua finalmente qua sulle banchine del mercato ittico all'ingrosso, in quanto le banchine erano, diciamo, stavano proprio oltre, diciamo, a stare scendendo in pratica. Il materiale al di sotto, diciamo, della pavimentazione era materiale sabbioso praticamente, come potete vedere dalle immagini. Questo materiale, sia con l'effetto delle, diciamo, delle maree, no? Quindi alta, bassa marea eccetera, ma poi anche con la forza delle eliche dei pescherecci quando attraccavano, quindi man mano questo materiale usciva e quindi si formava un vuoto, come potete vedere dall'immagine, e c'era la riva che, oltre al fatto che rimanevano quelle pozzanghere assolutamente antigeniche che appunto i pescatori tante volte si sono lamentati di questo problema. Allora l'amministrazione ha fatto un lavoro proprio, diciamo, di sana pianta, utilizzando, intanto sistemando, scusate se non uso termini tecnici particolari, ma sistemando parte della banchina in pratica, quindi mettendo proprio una nuova rete di metallo e di calcestruzzo. In più, invece di usare materiale sabbioso, appunto, ripeto, quello che vedete dalle immagini, ma appunto gli stessi sassi, quelli che sono stati usati per uso marino, quelli delle opere del Moso in pratica, e quindi verrà chiuso col tessuto in modo tale che il materiale poi non avrà lo stesso effetto, e poi una gettata di cemento magro e poi una nuova pavimentazione. Quindi un lavoro eccezionale che andava fatto, e quindi diciamo, insomma, un vantaggio un po' per tutti, perché insomma era veramente una cosa molto spiacevole che un mercato ittico di generi alimentari, appunto il pesce del genere, avesse questa problematica. Ma poi c'era anche il problema che poteva, continuando così, sicuramente poteva crollare, potevano esserci dei danni e magari qualcuno si poteva fare male. Quindi complimenti all'amministrazione e all'ufficio lavori pubblici che hanno preso di petto questa situazione. Spiragli in vista per la Loggia dei Bandi, l'edificio cinquecentesco in Corso del Popolo a Chioggia, che fino a un anno fa aveva ospitato il comando della polizia locale. Dopo il sopralluogo del consigliere Marco Dolfin e la campagna di sensibilizzazione e di rifondazione comunista che ne ha chiesto la riapertura al pubblico, ieri è stata la segretaria comunale del Partito Democratico Barbara Penzo a porre un'interrogazione alla Giunta in materia. E il vice sindaco Marco Veronese, delegato al patrimonio dell'ente, ha riferito di un progetto del settore lavori pubblici per installare una rampa esterna all'edificio, allo scopo di superare le barriere architettoniche e l'accesso delle persone con disabilità. Il progetto ha avuto già un primo parere favorevole della sovrintendenza e il comune si ripromette di far tornare in loco un presidio della polizia locale, oltre a installarvi un centro di informazioni turistiche richiesto da più parti. C'è tutta l'intenzione di riconsegnare lo stabile alla città, ha detto Veronese, il quale ricorda anche che una parte dell'immobile fa parte del demanio. In tal caso quest'ultima porzione andrebbe prima ceduta nell'ambito del federalismo demaniale, che però appunto richiede l'approvazione preliminare di un progetto esecutivo.